Buonasera a tutti. So che ci sono persone che hanno seguito anche l'anno scorso i nostri incontri di familiarizzazione col dialetto bergamasco e ci sono invece delle persone nuove che saluto ancora più calorosamente perché hanno voluto aggiungersi a questo bel gruppo che siamo noi. Perché i Röstek? Allora, i Röstek sono i rusteghi di Carlo Goldoni. L'anno scorso traducemmo Il Pinocchio di Collodi e quest'anno invece una commedia, la commedia appunto dei Rusteghi. Ma perché? Perché è una commedia veneziana scritta nel 1759-1760, dovrebbe essere tradotta in dialetto bergamasco e letta dai bergamaschi. Beh, perché? Perché Carlo Goldoni scrive questa commedia ispirato dalla nostra città. È arrivato a Bergamo nel 1733. Arriva a Bergamo perché sta andando da Venezia a Milano, dove in teatro si darà la sua Malasunta. È il periodo del carnevale veneziano. E arriva a Bergamo scegliendo di allungare la strada perché dice, scrivendo a sua madre, volevo visitare il paese degli Arlecchini. Quindi basterebbe questa frase per ricordarci che Arlecchino è di origine bergamasca, perché se lo dice Carlo Goldoni, credo che non ci sia nessuno che possa dire che è una cosa falsa. Anche se tutti si sente da più parti dire no, Arlecchino era francese, era un demone, era capo di una legione di demoni, insomma, è Orla King, è Arlequin. Arlecchino era francese, era Arlecchino bergamasco. Arlecchino era uno Zani. Chi erano gli Zani? Erano quelli che andavano, la povera gente che andava a lavorare al servizio dei signori nella ricca Venezia, ma non soltanto Venezia, anche a Genova, anche a Livorno, eccetera, eccetera. E quindi il nostro Goldoni arriva a Bergamo immaginando di trovare la città degli Arlecchini. Immagina di vedere in giro gli Zani con i loro vestiti brutti perché sono dei servi, con i loro grembiuloni, con quei sederi bassi che invece lui quando arriva a Bergamo scriverà alla madre non ho visto né sederi bassi né occhi piccoli e nemmeno quei vestiti di quattro colori che rendono così divertente il teatro veneziano. No, il nostro Goldoni arriva a Bergamo e ha delle sorprese meravigliose. Allora, prima di tutto, arriva qui, scende ai Doganassi, che era una locanda che c'era in via, più o meno in via Zambonate, e si rende conto però che il centro della città non è Bergamo, non è in pianura, ma purtroppo è in montagna. Lui addirittura parlerà di un'aspra montagna. Immaginate Goldoni che come massima altezza aveva raggiunto il ponte di Rialto. Arriva qui e per trovare il centro della città deve salire sull'aspra montagna. Tenete conto che le strade non erano allora, non erano nel Settecento quelle che sono adesso, quindi salire a Bergamo Alta non era così semplice. E quindi arriva al centro della città, poveretto, ci sembra di vederlo arrancare su questa strada molto difficile, finalmente quando arriva al centro della città si trova solo perché non conosce nessuno a Bergamo, ma si ricorda che un certo signor Porta che aveva lavorato con lui al Tribunale di Chioggia, è diventato cancelliere di Bergamo e quindi va in cerca del Porta. In realtà non lo trova, troverà invece Francesco Bonfadini, che è il governatore di Venezia a Bergamo. Ricordate che Bergamo in quel periodo lì è veneziana, fa parte della Serenissima. Arriva da Francesco Bonfadini che gli apre e gli spalanca le porte della sua casa e lo trattiene presso di sé per 15 giorni. 15 giorni nei quali il Goldoni scrive sempre alla madre passerà la vita più piacevole del mondo. Perché? Perché Bonfadini gli presenta i suoi amici, la moglie e soprattutto la buona borghesia bergamasca. La buona borghesia
e la nobiltà bergamasca. Quindi il nostro Goldoni viene a conoscenza di quello che è il costume bergamasco e fa un'altra prodigiosa scoperta. Prima ha scoperto che il centro della città non era in pianura ma era in montagna e adesso fa un'altra prodigiosa scoperta che è questa. Le donne bergamasche sono trattate dai loro mariti in maniera decisamente diversa rispetto a al modo di trattare da parte dei mariti delle donne veneziane. Se le donne veneziane avevano la possibilità di far valere il loro fascino, la loro seduzione, avevano la possibilità di avvalersi dei servizi del Cicisbeo, il quale le accompagnava, per esempio, nelle compere, che provvedeva alla loro toeletta, alla loro acconciatura, quando non sapevano scrivere, si occupava della posta. A Bergamo il Cicisbeo assolutamente non entra nelle case. Le donne di Bergamo non solo non possono mettersi la bauta e cambiare, visto che non si potevano riconoscere, cambiare un amante per notte, ma addirittura non possono neanche affacciarsi al balcone. Il mondo delle bergamasche è un mondo chiuso e una donna è tanto più accettata e tanto più considerata quanto più dipendente dal marito. Una donna che sia in qualche modo indipendente è una donna detestabile. Quindi il nostro Goldoni attingerà proprio da questo modo di trattare le donne da parte dei mariti bergamaschi materia per scrivere questa bella commedia che scriverà molti anni dopo aver scritto La donna di Garbo, che dedicherà ad Adriana Dolfin, che era la moglie di Francesco Bonfadini, scriverà appunto I Rusteghi per dimostrare come si trattavano le donne nella nostra Bergamo durante il Settecento. Naturalmente nei Rusteghi, allora I Rusteghi è una commedia scritta nel 1750 e quindi è figlia del suo tempo. Nella mia traduzione io ho voluto che non fosse datata, nel senso che sì, vi compaiono gli zecchini, i ducati, che sono le monete in corso nel Settecento, anche a Bergamo. Non solo, vi compaiono anche alcuni ornamenti degli abiti femminili, come per esempio i maneghete, le cascate, oppure il guardinfant, oppure il gabe, che sono sempre abiti del Settecento, però vi compaiono anche le gite alla Maresana, non si andava in gita alla Maresana nel Settecento, vi compare andare a prendere un caffè al Balzer o mangiare un gelato alla Marianna, proprio perché io non volevo che si fosse in qualche modo, ci si limitasse ad un certo periodo. No, è un'opera senza tempo. Ehm, però ho naturalmente cambiato anche i nomi dei protagonisti. Per me, per noi a Bergamo, non ha senso chiamare una persona Lunardo o Canciano, non sono nomi nostri. Quindi ho trasformato i nomi dei Rusteghi nei nomi dei Röstek e voi li vedrete naturalmente indicati, se è possibile, vediamo i nomi dei Röstek. Allora, abbiamo Oltone, che è un ricco borghese bergamasco, la Rosa, sua moglie, Smicia-Töt, il duca di Piazza Pontida, perché ci sarebbe il conte Riccardo, ma poiché noi a Bergamo abbiamo il duca di Piazza Pontida e io ho l'onore di essere un cavaliere ducale, ho utilizzato il duca di Piazza Pontida. Olbatista, che è un ricco possidente, sua moglie Angelina, Bettina, che è figlia di Primo Letto di Battista, quindi non è figlia di Angelina, perché la mamma di Bettina è morta. Giacomo, che è un altro benestante amico di Battista, sua moglie Marietta, Menec, che è un commerciante cognato di Marietta, perché ha sposato la sorella che poi è morta, e Filippi, che è figlio di Menec. Questi sono i personaggi dei Röstek. Ovviamente noi vedremo che nonostante questa commedia sia permeata di maschilismo, pure già si sente all'interno di questi colloqui una spinta verso il superamento di quella che è la cattiva educazione patriarcale, di quello che è il patriarcato. Scusate, ma la scelta è stata fatta proprio
dopo che il Ducato di Piazza Pontida ha utilizzato ha messo a rogo durante il famoso rasgamento della Egia nella mezza quaresima ducale la cattiva educazione patriarcale, quindi, che è la base sulla quale si perpetuano tutte le violenze che si fanno sulle donne e la differenza di trattamento sia in ambito familiare ma anche in ambito professionale che si ha tra un uomo e una donna ugualmente capace. Quindi possiamo partire immediatamente. Vi dico anche che non parlerò del carnevale naturalmente di Venezia, ma della mezza quaresima bergamasca, perché il carnevale bergamasco è proprio la mezza quaresima che è stata recentemente inserita proprio nell'associazione Carnevalia, che raduna i più grandi carnevali di tutto lo stivale. Quindi il nostro carnevale è la mezza quaresima ducale. Partiamo subito con il primo atto. Allora, io vi dico, ve lo leggo io e andando piano voi vedrete che sarà comprensibile anche quando cambieranno i personaggi. Però vi dirò che dalla prossima volta sarete voi a leggere questa prima parte che abbiamo incominciato stasera e quindi avremo necessità di avere due donne, Bettina e Angelina, e Battista, che è il padre. Partiamo con il primo atto, siamo in camera, in casa di Battista, e Angelina, che è la matrigna, e Bettina sono impegnate a sferruzzare. Signora Madre, beh, si mi è rincorsida, la mesa quaresima è quasi finita. Cosa diget, an se divertide o no? Del bu maest gnà una strasa de commedia. E allora, te pare il poi la uris strabangol? Guardate che bello questo aggettivo strabangol, che vuol dire strano, vuol dire pazzo. A me par mia. Les amos e smis che ho sposato il tuo padre e mal mai menat de qua bande. Proprio, men vedi mia lura che il guest de tornar a sposas, quando sere che de per me che pensare e disiede de me. Al capese poi il martero il mio padre. Lui me mena ni slök e il conosce il cacca e il pelle tirandre. Se sposa un'altra volta andarò insieme con la mia madregna. La lui tornata a sposas, ma perché il che ede, gene got, gna per me, gna per vu. Guardate questo belù. Belù è un avverbio che vuol dire bene, ha ben tornato a sposarsi, ma per quel che vedo non c'è niente né per me né per voi. Quindi facciamo un'altra frase, per esempio, le bellu belle lui, ma trova mia l'amurosa, cioè è ben bello lui, ma non trova la fidanzata. Ecco, vedete che potete sostituire questo bellu con bene. Figurenza è un orso, cara la mia Bettina. Lui se la spassa mia e il Völkem se dierte mi hanno tredò. Figurenza, guardate questo, figurenza è un intercalare di Angelina anche molto fastidioso e darà fastidio anche alla nostra Bettina, come vedremo. Figurenza, quando che seremona accetta, me mai mancanne gota ne. Figurenza, sostaccia tirada su una famea per be. Figurenza, la me poi era madre era una fonna con sobrao carattere se una roba in falla che paria mia troppo per la quale l'era buna de fa sent ed è da in gir a una quappa pinù sin da adac. Figurenza, ma me la sa mai mancare i nostri divertimenti. Quando cominciava la stagione andava sempre a teatro, a commedie, gli opere, ma la me sta attenta ne. Figurenza, la me menà domandò che la sera chi potesse svetto spettacolo anche i brai scete e la spendia i sobrai palanche senza stare a tenere la tallonga. Ma mia appena al dunisenne, anche al duse, al social, d'estate alla maresana, e un'acqua a volte a il gelato alla mariana o a bifol caffè al balser. Quando poi mi stanca, era sempre vergù che ne a troam, parecchi, amis, poi una quasi una noce, figurenza, ma era mia pericol, ne? Figurenza, figurenza. Me infine Isenzu all'avrà dice almeno 100 volte. Guardate questo modo di dire me Isenzu. Sapete cosa sono i Isenzu? I Isenzu sono il legamento della bocca quando mangiamo qualcosa o di acerbo o di aspro. Me Isenzu quando mangia il limù. Me Isenzu quando mangia la frutta serba. Ecco, a lei si inacidisce la bocca a sentire questa figurenza.
Figurenza, di che mia dendatura una girondolata tolde, ma no, qua a volte mi piacerebbe poco a me, a te se andà a fare il giretto. E me, povera martira, andò mangiare fodelös. Ma cosa dica fodelös? Poi degna sta alla finestra che mi disse de tiras de det. Lo terdè, se ne drear soltanti, la ma figura che la preustuna della Pierina Fornera, le corrida a Digel e il velia a sciafù. Chi è di Bergamo forse ricorderà che in Borgo Palazzo c'era un vecchissimo forno che era proprio gestito da questa Pierina, poveretta, che adesso è morta da tantissimi anni, che era tutta casa e chiesa, anzi soprattutto chiesa, e teneva d'occhio soprattutto le ragazze giovani. E quando qualcuna di loro sembrava essere più leggerina delle altre, correva a spiarlo al parroco. Ecco perché che la provostuna della Pierina Fornera. E a me, qua te mendiga il dre per causa tode te. Guardate che bello questo causa tode te. Noi in bergamasco rafforziamo spesso. Avrebbe potuto dire per causa to e avremmo capito lo stesso. Ma io voglio proprio calcare la mano, Angelina vuole proprio calcare la mano sul fatto che Bettina sia la vera colpevole. Quindi causa so, tode te, come io dicessi, sono burlata intera per causa so di lui, perché è lui che mi ha fatto cadere. È chiaro questo, no? Perché cosa fai poi di male? Ma te almeno te se spuserei, me toccherà sopportare fino a che scampi. Disegni, signora madre, me spuserò. Me digress de sé. Disegni, signora madre, quando me spuserò. Figurezza, quando che Dio böta. E il signor böterà senza che me capi de sair. Arda che crappa che te li su, mera figurenza che te sappia pote o no. Guardate che bello questo verbo, mera è sinonimo di bisognerà, sarà necessario, però noi che abbiamo una lingua molto più stringata utilizziamo una parolina più corta, merà, che oltretutto ha un bel numero di tempi di verbi, perché per esempio ha anche il condizionale, meres, bisognerebbe, me, l'indicativo presente, bisogna, merà, indicativo futuro. Per adesso mi sui ma digniamo negot. Se mi suita di negote te digherà. Del negot han vista. Se no, ma il tuo padre al vel mie che stel dighe. Cara mamma di seme, cara tepe de mia, cara mamma almeno ergotina. Se te dighe che sono negot, te se come le fai se? Se parle le bu de casamendre uster. Cos'è uster? È lo staio ed è quindi un'unità di misura per misurare i cereali, quindi deve essere bello grosso. Casà che Uster vuol dire dirle un sacco di parolacce. Basta diga negota a lui, se bra, se te sei buona de tegna una pisada, guardate che a volte troverete delle espressioni che sembrano licenziose. In realtà noi in bergamasco le utilizziamo perché la lingua bergamasca non era la lingua dei nobili, era la lingua della povera gente, anche se poi è una lingua a tutti gli effetti, antichissima e nobilissima, ma parlata dalla gente del volgo. I nobili parlavano o veneziano o milanese o francese, non parlavano il bergamasco. Il bergamasco era parlato dalla gente comune, quindi aveva bisogno di esempi concreti. Non sei capace di tenere la pipì, quindi non puoi tenere niente. Figurenza, giure che il dighe mia. Scusa te, cos'è visto figurenza? Assomiglia a me, sono talmente abituata che il dighe senza rincorse, lo dice naturalmente ironicamente. Goldöbe me che la sesdre è temperibale che la cipetta lì. Anche qui temperibale. Noi avremmo detto prendermi in giro, ma in bergamasco non è affatto una parolaccia, non è scurrile. Noi diciamo l'edrea temperibale. Cara mamma, disenvergot, se dai des de fo, legniamo mia finita sta soleta. Ades sodre, se il vea calto padre che la soleta legniamo mia finita. A digra che te se staccia che coi ma sulla panza. E me figurenza, che brevese che go costo figurenza. Arde come go già la svelta, ma disenvergot ades tu murus. Te, se cioca, chi che ha parlato de murus? Si vi staccia che mi dice che mi sposerò. Das, cara mamma, se stai ergota di seme, te la fo, mo che la doca. Quando dica che sono egot, le senti che sono egot o no? No, no, sempre no.
Adesso proprio stöfa della de stöfa. Ma va, Erbe, te, ma dove ti imparata? Si sei vilana. Vieni su che me Erbe, te un vele a trop mostasuna. Sede che, vede madregna e o dici tut. Cosa dici? Me, ne vota? Karate giù, femmiga. Zamogano piei scarpide che la cacche. Allora, qui ci sarebbe stato bene che non piene di bale, ma tenete presente che comunque loro sono della gente benestante, quindi le donne evitano quando possono, quando riescono, evitano di usare la parolaccia e usano un'espressione più elegante che è piei scarpi de che la cacche. Golmeon che non fa oter che tontoniato dal santo de. Figuremsa, adesso avrò da denta brettina po' per l'accetta, che fra l'altro legna la mia. Guardate che bello questo denta bretina, vuol dire diventare talmente rossa di rabbia da rasentare il viola. Bretti. Cara mamma, la ciapa al nervusa alla svelta, però ne. Squase squase di gresca la gare su. Se le mie isse una volta, che mia redenzio, chi che cammina in de polver, alla fine se sporca i scarpe. Ci fermiamo un attimo e la parola a voi, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, io sono qui. Nessuno? È tutto così chiaro? Qualcuno che non ha capito qualche termine? Ci siete tutti? È vero che dovete tenere i microfoni spenti, però per parlare con me potete accenderli, magari uno alla volta. Parecchi termini da discutere, ma devo Allora, leggerlo. giornali, Sono buongiorno. cornali, sono cornali. C'è parecchio da rivedere. Va bene, Credo via. che riuscirò a capire il 90%, ma devo leggerlo con calma. Va bene, fa niente. Se ha qualcosa di pronto che non ha capito, lo chiariamo subito. Se no, le lascio il tempo che vuole. La prossima volta riuscirò a Va, vederlo meglio. va bene, va bene. Qualcun altro, oltre il signor Cornali, che ha rotto il silenzio? Ha rotto il ghiaccio? Diertimenec. Dear Age. Quando dice Battista, ma sentì che razza dell'apa? No, un momento, non ci siamo ancora arrivati. Ah, no, scusa, mi perdoni, Giusy. No, Io ho visto questa parola che non mi giungeva nuova. lo Alla, dice, pro- alla pro- lo dice alla prossima. l'Angelina. No, 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 lo dice l'Angelina. Dirty che vuol dire Ah, divertire. Diertimenc. No, ecco, ho letto male, chiedo scusa. Prego. Qualcun Maya altro? Cadenas, belle, mi piacciono. Qualcun altro della parte che abbiamo già letto? No, tutto. Buonasera, Buonasera, buonasera. buonasera Giusy, mi scusi, Mostasuna, questa credo di saperlo, però magari chiarito da lei diventa più semplice. Brutta faccia. Brutta faccia, Brutta esatto, sì. faccia, Grazie. arrabbiata. Lei è una mostasuna, è una che ha sempre la faccia ingrugnata. Ti voglio anche troppo bene, dice la mamma. Oh, brutta faccia ingrugnata che non sei altro. Mosta. Buonasera, Buonasera. io Buonasera. volevo chiedere, Sì, Gemia Redenzio, sì, giusto? Ecco, sì. Redenzio Vuol dire con non c'è l'accento. redenzione. Non Non c'è, scusa. redenzione. Non c'è Ah, possibilità. redenzione. Redenzione. Non ci si può redimere. Grazie. Prego. Qualcun altro? Tutto chiaro. Perfetto. Volevo salutarti. Sono arrivata al ristorante Putignano. Rossana, buonasera. Buonasera, volevo salutarvi innanzitutto e bentrovati. E Grazie. niente, io sono subentrata dopo, volevo sapere più o meno un po' di cosa parliamo. Qui abbiamo una mamma e una figlia che vuole sposarsi, insomma, è Ora zitella. parliamo dei rusteghi di Carlo Goldoni. Sì? Abbiamo E tre
tradotto in dialetto bergamasco, io ho tradotto in dialetto bergamasco i rusteghi perché è stata ispirata, lo raccontavo prima, però credo che se lei vuole sentire la parte iniziale, la troverà su YouTube, ecco, troverà anche la mia spiegazione perché la scelta di fare i rusteghi è proprio data dal fatto che Goldoni è venuto qui ed è stato ispirato a scrivere questa commedia proprio dalla nostra città. Ecco perché. Va bene, grazie. Buon proseguimento. Perfetto. Prego. Qualcun altro? Una domanda ancora da me. Mm. Le parole che non conosco Mm. sul testo ci sono sul tiraboschi o le ha inventate lei? No, io non invento niente, non sarei mai capace. Ci sono sul tiraboschi, però ci sono anche sul Gambarini Francia. Lei ce l'ha? No. È solo il tiraboschi. Dovrebbe trovare quasi tutto sul tiraboschi, però se non lo trova, se le segni, glielo dico io la prossima settimana. Ecco, mi può dare indicazioni dopo, quando ho tempo, di come trovare quell'altro vocabolario? Il Gambarini Francia, Sì. allora ce l'ha editato il Ducato di Piazza Pontida e si trova in Ducato, chiedendo al Duca Il proprio Ducato. a collegarsi con il sito del Ducato e veda se è possibile. Io credo che il Ducato lo venda, ne abbia ancora. E come si chiama esattamente il titolo, qual è? Bergamasco italiano, italiano bergamasco, Gambarini Francia. Il titolo è l'autore, è il cognome dei due autori. Gambarini, va bene, grazie. Prego. Giuliana, buonasera. Vedo comparso il tuo nome. Sì, purtroppo io ho problemi di connessione, vado e vengo. Ah, Mi Giuliana spiace. Mazzoleni. Giuliana Mazzoleni? Sì. Sì, mi ha risposto. Ah, Sì? non sei la Giuliana del Ducato, vero? Sì, mi spiace Giusy, ma non riesco, sento a pezzi, quindi mi sono persa un bel po'. Porca miseria. Comunque riesci a vedere il testo, vero? No, non credo. Il testo, come si fa in questi casi, Per la ragazzi? connessione. Ah. Se riesci a provare ad aprire il file Cavoli. che l'ho inviato. Ecco, mi dicono, io sono veramente ignorantissima, quindi lei prenda le mie parole come dette da un idiota, ma mi dicono delle persone molto preparate che lei dovrebbe riuscire ad aprire il file che le hanno inviato. Riesce? No, evidentemente. Allora, Giuliana non mi risponde, quindi immagino che non riesca a connettersi. In questo caso io vado avanti. Se poi lei riesce a collegarsi con noi, ci parliamo tra un po'. Allora, siamo alla seconda scena del primo atto. Siamo sempre in casa di Battista. Angelina e Bettina stanno sempre sferruzzando. Entra Battista, che è il papà di Bettina e il marito di Angelina. E viene bel bello senza parlare. Ma doi l'esamo qui. Al fa come fai gacci, se il segna anche a ria. Siur pader. Se, in dei nacian gogià, fi mie sotate sbambosade, che mia bisogno di sem la erità, delle amo il capelto e oltre che ne deti in demeca. Ardè, ongo già fino adesso, osamo finire la soleta. Ota sta attenta adesso che mi sarà pagata a cotimo. Oh, lenguasa, i finit di sem la erità, de fan dal bec, o brutta rispondente de una. Ma no, caro signor padre, almeno un del tep de mesa quaresma, sti quiet. Se mi darà mia spasma e fa negota, basta te mia bega.
Guardate che bello questo teca briga, quindi litigare, attaccare briga. Ma mai più, l'Ulgheria mia sta mezza giornata senza da fare mat. Ma senti che razza dell'apa. Chi so me? Ubes più forse, Umaya Cadenas. Guarda che bella questa espressione. Umaya Cadenas è un delinquente talmente arrabbiato che per la rabbia che ha riesce a mangiare, a morsicare i catenacci che lo tengono legato oppure che tengono chiuse da qualche parte la roba della quale vorrebbe appropriarsi. Se li mangia i catenacci. Ecco, vuol dire io sono un delinquente forse. I divertimenti, eccolo qua di nuovo, divertimenti, disegna la verità senza esagerare, e mi piace poco a me. Guardate questo disegno la verità che è un altro intercalare. Se la nostra Angelina diceva figurenza, il marito dice disegna la verità. Allora, signor padre, donde va tantini in maschera? Cos'è? Se detta d'amata, in maschera, adesso arriva il più bello. E te che avresti la faccia de tola, disegna la verità, de dim che vemene in maschera. Mi mai ves me, disegna la verità, andan gir sbindunet, col mostà squarciazzò. Cos'è la sta maschera? In che maniera disegna la verità, anche avresti da ature in maschera? Fimmi a parla, i brai scete i gamia da messo la maschera. Hai spuse? Sciura no, ne hai spuse. Pota, allora perché figurenza io tre la messe? Figurenza, me pensi de America e mi interessa mia di la urdiote. Perché disegna la verità? Perché se io salvare, signora Angelina la fa che giudese, signor Battista messi in sighe mia. No, basta, adesso sei sempre a quella. Fa negozio e andrò mia in maschera. Starò a cama, stemmi in pace almeno. Sente, l'è sempre lei che disegna la verità la fa il meul. Grignala, sciura padrona, sur se, genia mal perché grigne? Se la gare sulla sceta, e nichetto te do. Di oltre guametta ce la ur per la crapa che il par che si è su secca cogliò. Guardate questo, secca cogliò. Uno addirittura che purtroppo in bergamasco si dicono anche delle parole non proprio elegantissime, il secca cogliò, uno che addirittura asciuga i testicoli, non se ne può più. Manca la me gira, anzi a mesa quaresima è lui che fa che festa può notte. Magari, senti, in che disneran compagnia. In dove sciupade? In dove? Che in ca o no? Che in ca? Sciura se che in ca? Dove reseti indate, disegna la verità. Allo starea? No, allo starea no, disegna allo starea. Te che avreste de sai. Me che mangi sui costi a nisu. Me disegna la verità, non cade nisu, gendo a röda a nisu. Guardate che bello questo. Daga a röda a nisu, non mangio, che mangi sui costi a nisu, non scrocco nessuno. La sera sta, parlè con me. Ora se finte su de invida che ergu. Sura se, o invida di amis, i venera che mi starà a leghe. E chi sarei sei presente? Galantò, u vedov ed u spusac, chi venera che coi so sciure. Geno a karma chi ei? Sciura curiosa. E allora, caro mio massi, anche mia sai il po' nutre. Ma come goide fa a divel mia, se sa, e n'era il sciurtone, sciur Giacomo e sciur Menec. Ma dove che botte, ghera ad aspettassa, tripio ci scapaccia la Lucia. Guardate che bella questa espressione, vuol dire tre cose sporche, tre pidocchi, per noi ovviamente i pidocchi sono degli animali sporchi che vanno proprio sulle teste sudice, che sono sfuggiti al bagno, che sono sfuggiti alla lisciva, proprio tre personaggi che non piacciono all'Angelina. Perché? Cosa le resta di sciura? E i miei tri uomini come va? Se, sciur Battista, tri röste proprio come u. Cara la mia Angelina, al deden che quando un uomo al galtanti de crapate cada al col, a sgedisca del salvare. E perché? Perché disegna la verità? Perché oltre fonde si intreghe come saiocci, intere, proprio non avete sfaccettature, non capite niente. Come saiocci. Il saiot è il rospo, la rana, il rospo.
Le mia se che un ses onest, Laura in tu, che li sta attenta a te ma, perché i solci, cara la neoca, i vacchi trota, a altre donne ve piacciono da spas, a comprare di patto sade, e intat la ca, la anfir l'infirlorum, se ho vestille mia carle mia belle, se più di mia andan, piazza stimavve la biligornia, cioè la malinconia. Ghi la crapa de sigoressia, avete la testa di liquirizia, senza sugo e senza giudese. Scolti che vembroia, appena è tu per de braghe, ve la si intorciadete in destopa come pulsi, e pensi mia a tate famee ruinade, a tace matrimonio in daciamut. Chi che veda tra le bigol, chi che vedre le sognot, è un uomo che piazza stande socà, senza bordelere e senza strigos per i pe, che disi che le röste, ut berco o pes, parle be, e mia ira forse, me osa in negota. Fia u che mi oia, ma era le che anche la signora Marietta e la signora Rosa. Signora se, ognuno con la sua sposa e col suo marito. I seghe mia di sporchizie. E cosa ascolta te? Perché? E la urti fa male agli oregge. Men vede mia l'ura de tiram la fo di pe. Come alla con quel tal negozio. Vecchio interrompo se. E te passa via che? Cosa farò poi da mal se sto che? Va via che o dice, sei surda? Al pari carabius. A via che doca, te mi tira e fode na. Il sentisce una madre. Se, quando il tuo padre te dice da via, obbedisce, e alla svelta. Ah, se che fedesche, la me poi era madre. E ci fermiamo qua. Qualcuno ha voglia di chiedere qualcosa? Buonasera a tutti, io sì, avrei da chiedere. Certo, sono qui. Allora, verso la fine della pagina 8, se torna un po' più indietro, Sì, appena sopra, ancora, venga giù, ancora un pochino, ecco, allora, quando il signor Battista finisce quasi di dire sa senza bordelere, adesso lo dico, non riesco a dirlo, cosa vuol dire quella frase lì? senza far chiasso. Ah, Bordo, ah, rumore. me lo Borde- ripete come lo dice? Senza? bordelere. Ah, ok, bordelere. E sotto tubercol. Sì, un tubercolo, un tumore, una cosa. Ah, ok, ho capito, sì. Mi è sfuggita la pronuncia, non l'ho capita. Opes. O peggio, Ah, ok. addirittura peggio di un tumore. Ah, ok. Poi volevo chiedere il dialogo tra Angelina e Battista, che Sì, sono marito e moglie, giusto? esatto. Ecco, delle volte si danno del lei. Sì, 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 È sì. tipico così proprio. Allora, Angelina e Battista si Grazie. danno del lei in generale. Sì? Sì. Battista e Angelina e Bettina qualche volta, Bettina verso la mamma, anzi verso la matrigna, sempre dà del lei, ma Angelina verso la figlia, figliastra, a volte dà del tu. Lo stesso fa il nostro Battista. In segno di rispetto per la figura maschile, allora, non so come era inteso questo Per i genitori in generale, perché anche la matrigna. infatti, va bene, grazie. Anch'io vorrei chiedere due parole proprio in questo passo. Quando dice a comprare di patosade, Sì, sarebbero. olpateus è il pasticcio. Quindi i patosade sono delle sciocchezze, dei pasticci, dei pasticcetti. Perché quindi la frase qua quando dice a comprare di patosade en talla cala in firlorum Sì, sarebbe a comprare pasticciate. dei pasticci, delle sciocchezze, e intanto la casa va a carte 48. Firlorum Ah, ecco, è il latino maccheronico che utilizzano i bergamaschi. grazie. Prego. Posso intervenire anch'io? Certo, Sono- Melek. sì, io volevo, quando Battista dice se Pudimia andam piazza stimas vera biligornia, questo concetto di biligornia, per favore.
Allora, la biligornia è la nostalgia che ci prende quando ci manca qualcosa. Quindi se le donne non riescono ad andare in giro, secondo il Battista, a far vedere che hanno dei begli abiti, a stimarsi in qualche modo, diventano tristi, diventano nostalgiche, hanno bisogno di mostrarsi, insomma. Dice, voi siete così sciocche, avete la testa di liquirizia, non capite niente e soltanto il non poter andare a stimarvi in piazza vi fa diventare tristissimi. Si può dire anche di una persona che la imposò il Gala Biligornia, per esempio, una persona così. Vuol dire malinconico. Malinconico, sì. Ok, grazie, gentilissima. Posso io? Scusa, no. Posso chiedere? Prego. Buonasera. Volevo chiedere alla fine della pagina 6, dove è scritto Sbindunet, col mostas, cosa significa? Aggettivo, vuol dire ciondoloni. Ok. Che fa in giro ciondoloni? Uno che non ha niente da fare. Non avete mai visto me andare in giro ciondoloni con la maschera sulla faccia? Capito, grazie. Prego. Professoressa, scusi, io ero convinta che Sayot volesse dire cavalletta. Sì, anche Perché ricordo una commedia vista in bergamasco, so burla de come Sayot e si parlava di cavallette. Vale per cavallette e rospi? Allora vale anche per rane, rospi e cavallette. Tutta la gente che salta, le Sayot. È colui che fa il salto. Ok, grazie mille. Io avrei diverse parole se posso. Certo. Allora, l'appa, che però non riesco a ritrovare dove l'ho preso, Sì, ma non l'ho sentita. Qual era la parola? è l'apa. Lapa, lingua. Ah, Si dice anche in italiano che il cane lappa nella ciotola e si utilizza con 2P naturalmente. Lappare vuol dire proprio bere con la lingua. Brutalapa vuol dire brutta linguaccia. ok. Salvadec. Salvadec, selvatico. Ah, selvatico. Guardate che c'è un accento. Salvadec. Ah, ok, sì, perché l'ho scritto senza accento. Mol, pronunciato con la dieresi. Va bene, arrivederci Matteo. Chiedo scusa, scusatemi. Dica, mi perdoni. Sì, mol, non lo so pronunciare bene con la dieresi. Molle. Molle, ok. Mol o möl? Mole è il secondo. Fa il möl. Com'è, scusi? Mi dica la frase, sia gentile. Dovrei cercarla, aspetti, vediamo se lo trovo. Sembra che sia le sempre lei che la fa il möl. Sì, sì, È sempre lei che fa il mulo, perché M-O-L con la dieresi sulla O è möl. ok, perfetto. Avevo trovato car, proprio scritto così. Cosa ha trovato? Car, Car? sì, Dov'è? era da qualche parte CAR. Ah, Carol me Battista. Ah, caro, certo. Caro, sì. Somiot Semiot. e La Strigos, senza E. ok. Come la Strigos, come la dieresi sulla U è invece pronunciata U. ok. E l'ultima, Strigos, Vuol dire cencio, vuol dire straccio. Ovviamente quando si dice di una persona che lei è una strigosa, vuol dire coperta di stracci, che va in giro per la strada, donna da marciapiede, te sei una strigosa. ok. Qualche volta è benefico. Grazie mille. Noi lo diciamo anche alle bambine. Vecchia de me strigosa vuol dire coperta di stracci, che va in giro stracciata, come una figlia di nessuno. Anche il concetto, posso ancora?
Anche, anche andare a Rodani su, quel concetto di, l'hai detto prima, non scroccare alcuno, non scroccare nessuno. Ruota, lo Ma diciamo. si usa anche nella parlata comune dialettale bergamasca, in qualche frase particolare. Sì, da Röda, che lei me è sempre a Röda, lo diciamo. Da Rodani su. Megan do Rödani su, quindi non voglio mai che paghino gli altri. Grazie. Lo trasformiamo anche in aggettivo, diciamo che lei è rudu, vuol dire un ruotone, uno che va a ruota. Uno che va a ruota, perfetto. Posso dire una cosa che esula un attimo, se posso. Io sono nato a Crema, sono cremasco e abito a Milano, ma mia figlia adesso abita a Bergamo. Per cui quando vengo lì a volte sento la parlata bergamasca e me ne sto innamorando. Per cui questa poca differenza tra il dialetto cremasco e il dialetto bergamasco mi sta facendo approfondire questa cosa perché sono molto simili soprattutto come fonetica ed è interessantissimo. Per cui ringrazio veramente di questa partecipazione perché mi piace solo questo. Sono molto contenta, grazie a lei. Qualcun altro, signori? Bene, allora siete tutti bravissimi. Scusi, professoressa, questo sempre in questa frase, le amo il capello te io il te che ne detti in DMK. Il significato di questa locuzione, allora, di togliermi il cappello. Certo, non c'è bisogno, dice lui alle donne, perché loro si alzano, no, in segno di rispetto, anche se poi il rispetto non è tanto, perché tutte e due dicono, una dice che entra come fanno i gatti e non lo si sente, l'altra dice che sembra un cane rabbioso, non è che tutto questo rispetto, però in segno di rispetto, quantomeno per farsi vedere, si alzano. E lui dice che non c'è bisogno di togliersi il cappello, cioè di scappellarsi, di fare tante cerimonie. Tutte le volte che io entro in casa mia, io sono il padrone e quindi entro in casa mia. Guardate che maschilismo bieco che alberga nel cuore del nostro Battista. Ok, grazie mille. Visto che precisiamo, la soletta sarebbero i calzini, giusto? No, è la soletta. No. Allora, quando un tempo le persone portavano gli zoccoli e gli zoccoli erano non soltanto duri, ma anche veramente facevano male ai piedi. Quindi, oltre alla calza, si faceva con della lana grossa e molto spessa una specie di soletta, proprio suola, che si metteva sul fondo dei calzini o tra il calzino e lo zoccolo o all'interno del calzino, pressandola molto bene in maniera che lo zoccolo non desse fastidio e non uscisse dai piedi. Si utilizzavano anche per esempio per i militari o per la gente che andava in guerra, perché magari passava in certi luoghi dove c'era la neve alta e quindi anche la soletta serviva a isolare il piede. Grazie. E si faceva sferruzzando. Chi faceva le solette? Non le persone che facevano dei maglioncini aggraziati, ma delle persone che sapevano sferruzzare poco, che usavano dei ferri da calza molto grossi, perché la lana doveva essere molto pressata, molto grossa. Era un lavoro grossolano, ma molto utile. Grazie. Prego. Allora, in attesa di andare a coricarmi perché la bronchite non mi ha ancora abbandonato, io direi che abbiamo raggiunto il termine del nostro incontro di stasera.
Noi ci vediamo lunedì prossimo. Io vi invito a leggere attentamente quello che vi abbiamo mandato, che vi hanno mandato i ragazzi. Perché? Perché vedrete scritte delle parole che a me stasera sono state quando vi rivolgevate a me, che avete pronunciato non proprio correttamente, perché non facevate attenzione agli accenti. Guardateli attentamente perché fanno la differenza. E le dieresi, gli accenti, gli apostrofi. Vi prego, guardateli attentamente e la prossima volta sarete voi a leggere. Quindi avrò bisogno di una signora che faccia Bettina, di una signora che faccia Angelina e di un signore che faccia Battista. Ok? Va E bene. io- Scusi, professoressa Giusy, io ho una domanda, visto che sono nuova del gruppo, qualche parola magari la prossima volta sugli accenti, perché io sono proprio ignorante Ma a sono qui riguardo. apposta. Ma secondo lei io sono qui a giudicare come dite gli accenti? Ma le No, parole... però sapere come le dieresi, come si leggono e queste cose qua che sta dicendo sarebbe bello, magari la prossima volta, prima di iniziare, sarebbe sì, grazie. Voi mi insegnate le parole che non riuscite a pronunciare o che pensate Perfetto, a sì. pronunciare, e poi le pronunciamo insieme. Grazie mille. Ma di cosa? Ci possiamo salutare, signori? Sì, grazie. Sì, buona serata. Grazie. E buona serata.